logica dell'intervento. Il restauro dello square dell'isola di San Giorgio a Venezia. È andato a questo intervento la 34esima edizione del premio Pietro Torta per il restauro architettonico realizzato dall'Ateneo Veneto con il contributo e la partecipazione dell'Ordine del Collegio degli Ingegneri di Venezia. La medaglia d'argento, opera dell'artista Gianni Aricò, è stata consegnata al presidente della Fondazione Giorgio Cini, Giovanni Bazzoli. La commissione giudicatrice ha deciso compatta, senza esitazione. Si tratta di un recupero elegante ed accurato che ha trasformato lo square ottocentesco, uno spazio un tempo dedicato al restauro delle barche, in auditorium con una capienza di 200 persone e dotato di un'ottima acustica. Il progetto porta la firma dell'architetto Francesco Cataruzza, che nel mantenere la struttura preesistente ha creato un ideale collegamento tra l'isola e la città attraverso la musica, elemento congeniale a Venezia in una visione di conservazione delle bellezze architettoniche della città, ma donando loro nuova vita. Luoghi che, oltre a ritornare all'antico splendore, devono essere espressione di una rinnovata vitalità. Oltre al premio, quest'anno sono state consegnate anche 3 menzioni d'onore per altrettanti interventi ritenuti meritevoli di attenzione. Menzione al Comité Français per la salvaguardia di Venise, per il recupero degli appartamenti reali alle Procuratie Nuove in piazza San Marco. Menzione alla Fondazione Querini Stampalia per l'impegno profuso nel fornire sempre nuovi spazi di studio e approfondimento culturale alla città, e menzione all'Università Ca' Foscari di Venezia per il recupero urbano e funzionale dell'area del campus economico a San Giobbe, un intervento che ha rivitalizzato un'area periferica della città. Il premio Torta per il restauro di Venezia è stato istituito nel 1974 dall'Ateneo Veneto per ricordare Pietro Torta, appassionato cultore della remise in forma architettonica di Venezia.